Un'ordinanza che non ci aspettavamo ma che ci lascia una riflessione. Se il pericolo è l'assembramento, e lo è, tanto che limitare i posti seduti è l'unica soluzione che abbiamo, ciò che non capiamo è la limitazione d'orario. Ma se alle 11 al bar possiamo stare seduti, perché alle 19 della sera al bar non possiamo stare seduti? È questo l'interrogativo del numero 1 dell'Ascom Trevigiana, presa la notizia dell'ulteriore stretta sui locali in chiave anti-assembramento, luoghi che già con la ripartenza di maggio si erano dotati di tutti i dispositivi di sicurezza. Non sono i bar, non sono i ristoranti punti di contagio se stiamo tutti con la mascherina a distanza e seduti. Non ci sia una limitazione d'orario. Prendiamo atto ancora una volta, ma crediamo che non sia questa la strada giusta. Per alcuni la strada doveva essere diversa fin dall'inizio della seconda ondata. Io ero l'unico sostenitore dell'arancione. Se il 3 novembre fossimo stati a casa, con lo Stato che fosse intervenuto giustamente, puntualmente, molto probabilmente adesso non saremmo in questa condizione. Il Natale è già rovinato, secondo me ci stiamo un po' arrampicando sugli specchi, insomma, cioè continuiamo ad avere restrizioni, quando alla fine a questo punto è meglio chiudere tutto. Anche perché, dice sempre Marco, mentre i fatturati sono crollati, gli obblighi si sono moltiplicati. Lavoriamo con l'angoscia di prendere la multa e qua faccio una parentesi, non so perché dobbiamo sempre prendere noi la colpa di un comportamento sbagliato del cittadino. Stati d'animo che i clienti più affezionati comprendono. La responsabilità dovrebbe ricadere più sul cliente appunto che sul commerciante molte volte, perché comunque il commerciante nella maggior parte dei casi si è anche attrezzato per poter garantire un servizio con distanziamenti e quant'altro. Tante cose non si possono più fare e si spera che sia una cosa temporanea, insomma, bisogna stringere i denti, resistere e sperare che le cose vadano meglio.